Che cosa c'entra la Regione Sardegna con il testo che è uscito dal Senato? Beh, potrei dirvi in una battuta che c'entra per due cose solamente, perché tutto quello che vi ho detto, cioè la capacità di imporre le tasse, la funzione riconosciuta e la distribuzione delle funzioni tra i comuni, le province e la regione, l'intervento a vario titolo di fondi, piani di convergenza eccetera, tutto questo in Sardegna non lo faremo con la legge sul federalismo fiscale, ma lo faremo attraverso il modo tradizionale che le regioni a statuto autonomo hanno di negoziare con lo Stato il capitolo delle loro entrate, la vicenda delle loro entrate. Se voi andate alla fine del testo che è uscito dal Senato, trovate un articolo che dice: questa è una norma che si applica solo alle regioni a statuto speciale. E come si fa? Cosa c'è scritto in questa norma, e ritengo che sia la norma più importante, che le regioni speciali partecipano ad uno sforzo, quando sarà a regime il sistema appunto di redistribuzione, di imposizione da parte delle regioni di tasse e di spendita per i servizi che esse offrono, regioni, comuni, province. Allora a quel punto ci saranno regioni che non ce la faranno con le entrate che hanno, che riscuoteranno, e per quelle regioni e per alcune funzioni essenziali e per alcune prestazioni essenziali che esse dovranno dare, che sono costituzionalmente garantite e garantite anche nella legge sul federalismo fiscale, verranno aiutate da un fondo di perequazione. Bene, lì c'è scritto che le regioni a statuto speciale partecipano al fondo di perequazione, quindi non sarà possibile, se la Sardegna avrà più soldi, diciamo così, di quelli che servono alla gestione delle proprie funzioni, si avrà dei surplus molto rilevanti, non sarà possibile alla Sardegna sottrarsi dal dare parte di questo surplus alla Calabria o alla Campania, così come non sarà possibile alla Lombardia. Ma al tempo stesso, se alla Sardegna mancheranno dei finanziamenti per il raggiungimento di quei servizi essenziali, il fondo di perequazione parteciperà anche a suo favore. Questa è la prima delle cose che ci sono nella legge sul federalismo fiscale, che non l'ho detto prima, ma la particolarità è che è una legge delega, quindi tutto quello che stiamo dicendo avrà bisogno di anni per entrare a regime e realizzarsi. La legge presenta semplicemente i principi di un'attività di legislazione delegata al governo, che verrà controllata da una commissione parlamentare bicamerale istituita ad hoc e da una sorta di segreteria tecnica, forse però è riduttivo chiamarlo così, che verrà formata istituita presso la Conferenza Stato-Regioni, ma anche con la partecipazione di esperti del Parlamento, e quando si tratterà di discutere e vedere le cose che riguardano le regioni a statuto speciale, anche con esperti delle regioni autonome. Quindi questa è la prima cosa, partecipazione al fondo di perequazione. La seconda cosa, perequazione diciamo finanziaria, la seconda cosa che è nuova e non esisteva nel disegno di legge Calderoli, e che è stato uno dei motivi per cui noi alla fine abbiamo mutato il giudizio su questo disegno di legge, è che prima di arrivare diciamo in una fase di convergenza applicativa dei principi che vi ho detto, si attuerà una sorta di perequazione infrastrutturale. Questo è un paese molto diverso, ci sono regioni che hanno tanti chilometri di ferrovia per chilometro quadrato, tanti chilometri di strade, tanti porti, tanti aeroporti, tante reti del gas, tante reti telefoniche, tanto ADSL, tante dotazioni infrastrutturali che fanno di un territorio infrastrutturato, moderno, che coglie le opportunità, che è capace di ricevere investimenti imprenditoriali, e regioni invece di tutto questo non ce l'hanno. Ci sono 200 chilometri da attraversare in una certa zona del nord o del sud, perché il problema ce l'avevano anche col passante di Mestre, cioè dove per fare nel Veneto 50 chilometri ci mettevano 3 ore. Però anche per fare la Salerno-Reggio Calabria c'è qualche problema. Ecco, allora, nei prossimi anni i ministri della spesa e delle infrastrutture faranno una ricognizione su tutto il paese
della dotazione infrastrutturale è attraverso le azioni straordinarie e aggiuntive rispetto alla finanza ordinaria, previste anche queste dall'articolo 119, il quinto comma precisamente, della nostra Costituzione, interverranno per riequilibrare le dotazioni infrastrutturali. Lì abbiamo fatto quindi questo capitolo di convergenza infrastrutturale che riguarda anche le regioni a statuto speciale. Prima non esisteva il riferimento alle regioni a statuto speciale. Una volta che è stato inserito abbiamo chiesto e ottenuto che ci fosse un richiamo anche alle regioni a statuto speciale, per cui i fondi ai sensi dell'articolo 119 quinto comma della Costituzione toccheranno anche alla Sardegna per esempio e alla Sicilia senz'altro. È lì che è stato inserito il cosiddetto principio di insularità, quello che nella banalizzazione dell'informazione drogata dalle intemperanze del centrodestra viene chiamato piccolo piano Marshall. Se voi andate nella cartella che Marco Meloni vi ha dato, trovate un mio blog del 21-22 gennaio, il giorno dopo dell'approvazione del piccolo piano Marshall, dove vedrete come è cresciuto in Senato questa cosa. È un modo per ridere, ma l'ho raccontato, vi assicuro che è assolutamente fedele. Che cos'è il piccolo piano Marshall? Beh, intanto diciamo che non era ancora nella testa né di Berlusconi, né di Mauro Pili, né di tutti i suggeritori di questa cosa, ma c'è stato un richiamo da parte del gruppo del Partito Democratico, un emendamento che ha visto me come primo firmatario, che ha introdotto questo principio per cui quando si fa la perequazione infrastrutturale, per cortesia state attenti anche alla, diciamo così, alla caratteristica insulare dei territori. Perché? Perché può darsi che una regione abbia un aeroporto e che abbia un porto con 300 km di costa. Tuttavia in un'isola, questo rapporto qui, numero di aeroporti, il numero di porti sulla base del numero di chilometri di costa, potrebbe non voler dire nulla, perché magari c'è una bellissima ferrovia in Campania o nel Lazio, il Lazio ha 2 aeroporti, la Sardegna ne ha 3, cosa vuol dire? Che siamo uguali e che funzioniamo allo stesso modo? No, non vuol dire questo. Vuol dire che per arrivare in Sardegna o prendi l'aereo o prendi la nave. E quindi la specificità insulare vuol dire controllami se quel parametro di capacità, di affluenza di persone e di merci è soddisfatto vista la caratteristica insulare. Beh, quello è stato inserito in un lavoro del comitato ristretto che prima o poi abbiamo il tempo e ricostruiamo, quando i tempi sono stati all'incirca tra la metà e la fine di dicembre, quindi un mese prima che la cosa andasse a definizione in aula e ci fosse il cancan di Berlusconi, della stampa e del Popolo delle Libertà in Sardegna sul piccolo piano Marshall, ed era già stato inserito. Lì abbiamo inserito un'altra cosa, che nel riequilibrio delle dotazioni infrastrutturali ci fosse la rete di trasporto del gas, che in Sardegna non esiste. Lì c'era solo la rete di distribuzione, è molto diverso. La rete di distribuzione sono le reti di città, la rete di trasporto è un gasdotto, è il gas che noi ancora non abbiamo. Paradossalmente assistiamo la settimana scorsa alla distribuzione di 5 miliardi e mezzo di risorse comunitarie per le reti di infrastrutture energetiche europee, risparmi dai fondi comunitari in agricoltura, dove alla Sardegna non arriva nulla e arrivano briciole, 250 milioni di euro, ad altri 2 sistemi di adduzione energetica. Ecco, in una logica di perequazione infrastrutturale questo non potrebbe accadere. Se si fosse realizzato insomma, un ragionamento, lì si sarebbe detto: ma a chi dobbiamo dare i soldi per i gasdotti? Alla Sardegna che ha 0 strutture di trasporto o a un'altra regione o un altro canale di adduzione? Ecco, quindi tutta questa roba sull'abbattimento dei costi per le merci, i passeggeri, in realtà nella legge sul federalismo fiscale semplicemente non c'è.